Dobbiamo restare uniti tutti, altrimenti andiamo a casa tutti. Uniti contro SAVE, la supertassa che impone il pagamento di 18 euro giornalieri dopo il terzo passaggio all'interno del Marco Polo. Hanno deciso di ricorrere alle vie legali e stanno valutando di presentare un esposto agli NCC, i gestori delle imprese di noleggio auto con conducenti in servizio a Venezia. Un modello pericoloso quello adottato dalla società che gestisce l'aeroporto, che le aziende temono sia esportato anche alla zona del porto. Stanno in questo momento curando essenzialmente i loro interessi, perché dobbiamo dimenticarci che l'aeroporto è un'area demaniale e debba prima, secondo noi, curare gli interessi dei cittadini. Una tassa che penalizza gli operatori e di conseguenza i clienti, una battaglia che per ora i noleggiatori stanno portando avanti da soli. Il Comune è stato presente con noi in tutte le sedute che abbiamo fatto del tavolo tecnico, però sinceramente non abbiamo ancora visto dei grandi riscontri. I legali del comitato stanno preparando una lettera richiesta di autotutela che intanto blocchi l'applicazione della tassa, ma i noleggiatori non escludono nuove proteste. Abbiamo tenuto per questi 6 mesi una linea di dialogo appunto perché ci riteniamo delle persone civili e abbiamo voluto evitare ogni forma di attacco diretto. Però non è escluso che possa succedere domani che poi ci possano essere delle manifestazioni.